L'uomo, la donna, il genere umano ha circa 60, 70, 80 battiti mediamente, vero, al minuto per mantenere un adeguato circolo sanguigno. Negli altri animali cosa accade? Succede una cosa, ci sono stati studiosi, molti studiosi, ma in particolare nel centro di Ann Arbor negli Stati Uniti hanno molto studiato la relazione tra battito cardiaco e varie specie animali, per accorgersi che l'animale c'è una relazione, si dice una relazione inversa tra il numero dei battiti cardiaci che abbiamo a disposizione, la frequenza, e la longevità dell'animale. E molto in sintesi potremmo dire così: tanto più l'animale è longevo, ok, tanto più basso è il suo battito. Tanto più elevata invece è la frequenza cardiaca e il battito, tanto più breve è la vita dell'animale. E qui non so se si riesce a vedere, questo è un piccolo schema che mostra nel regno animale gli animali. Questi sono gli animali che hanno vita più lunga, come la balena e l'elefante, hanno battiti cardiaci molto bassi, 6, 10, 20, 30, e poi via via si va verso gli animali più piccoli e con vita molto più breve, dove la frequenza cardiaca è molto elevata. Pensate che passa da 6 battiti nella balena al minuto, 30 battiti nell'elefante, 38 nel cavallo, poi c'è l'uomo con circa 70 battiti, ma poi il gatto ne ha 130, il coniglio ne ha 200 e si va su fino a 400, 600 e 800 battiti al minuto. E cosa accade? Che chi ha il battito più alto ha una vita più breve, chi ha il battito più basso ha una vita più longeva. Se noi avessimo la pazienza di fare una moltiplicazione e moltiplichiamo i battiti per il numero di anni di vita, il totale è sempre uguale. È come dire, in qualche modo, la natura ci ha messo a disposizione un certo numero di battiti nell'intera vita. Quelli consumiamo e poi moriamo. Ecco perché è importante avere cura del nostro battito cardiaco, e potremmo anche dire che più lo teniamo calmo, tranquillo, fra virgolette anche basso, sempre nei limiti della fisiologia, più possiamo aspettarci longevità e in associazione anche buona salute. Questo è un concetto un po' filosofico, ma ha una base biologica, ci dà l'idea filosofica di quanto sia importante avere cura del nostro battito.